Un collegamento di pochi chilometri atteso da 40 anni, 1350 metri per collegare la nuova Gasparona con il casello di Tiene sulla A31, un iter burocratico complesso con l'obiettivo di ridurre il traffico e migliorare i collegamenti con l'ospedale di Sant'Orso. Nel 2007 l'inserimento dell'intervento nel piano economico della società Autostrade Brescia-Padova, mentre nel 2021 è stato presentato ufficialmente il progetto definitivo. Oggi l'iter si conclude con il via libera dal Ministero delle Infrastrutture all'opera. Può iniziare la fase degli espropri dei terreni interessati dal tracciato, poi, dopo la gara per l'affidamento dei lavori, aprirà il cantiere, verosimilmente dal 2023 fino al 2026, anno in cui scadrà la concessione di Società Autostrade, a carico della quale sono i lavori per un valore di 23 milioni e 500 mila euro. Il piano prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile che permetterà di mettere in sicurezza i cittadini e i lavoratori della zona industriale di Tiene, che potranno usufruire di un percorso protetto per le biciclette.